Buongiorno da Leandro Maggi, Rovighi in diretta, presentata ad Adria. Adria è uno spettacolo, la stagione teatrale del Teatro Comunale 2023. Alla presenza del sindaco Omar Marbierato, della presidente della Proloco Letizia Guerra, i direttori artistici, si è elencato gli spettacoli di altissima qualità che vedremo nel Teatro Comunale. Comincerà Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi con Partenza in salita, Indaco Trio in concerto, questo presso il Teatro Ferrini, Paola Turci con lo spettacolo Mi amerai lo stesso, la nuova compagnia teatrale di Rapisarda con Uno, Nessuno e 100.000 di Pirandello, per chiudere con Roberto Ciuffoli, con Maurizio Camardi, nello spettacolo Odissea. Ascoltiamo e captiamo l'orgoglio del sindaco per questa programmazione di altissima qualità. Allora, sulla rassegna teatrale, vedete, gli artisti, li abbiamo detti ancora qualche settimana fa, sono artisti di spessore, artisti che possono portare importanti contenuti e quindi portare ad Adria la cultura che genera bellezza, la bellezza che genera a sua volta una crescita personale, in primis, delle persone che possono godere della bellezza, ma una bellezza che genera una ricchezza appunto personale, ma che diventa ricchezza sociale, che diventa anche ricchezza economica, di prodotto di lavoro, non solo per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Io sottolineo questo e chiedo appunto alla stampa presente di poterlo enfatizzare. L'invito ai più giovani si concretizza con la possibilità di venire a teatro con dei biglietti alla portata degli studenti. Quindi il ridotto, ad esempio, per la prima e la seconda galleria per gli studenti fino a 26 anni è di 5 euro. Adesso non so se può apparire bello o brutto dire le cifre, ma ci tengo a sottolineare questo perché con veramente una piccola cifra alla portata di uno studente, lo studente può accedere al teatro comunale e poter assistere a questi spettacoli. Adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco e chiudo con questo. Il teatro di Adria in questi anni è appetibile anche per tante grandi produzioni. Quindi proprio in questi giorni avremo grandi nomi, sempre di livello nazionale, non solo, che stanno arrivando ad Adria proprio perché trovano un teatro che è una cornice meravigliosa per portare le proprie produzioni, ma vuol dire che trovano anche un pubblico curioso, un pubblico che ha una cultura della bellezza e una cultura della partecipazione. Quindi partecipiamo, come ha detto proprio Gabriele, per una nostra crescita personale, perché questo è il messaggio più importante che arriva dal vivere uno spettacolo a teatro.